Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. E da Edward Van Helgen, ciao a tutti ragazzi. Bella, finalmente il buon Joe sul mio canale, Fioi, che bello. Sono onorato, Fioi, onorato. Allora raga, qua c'è un piccolo problema, cioè il Comendone non si ricorda un cazzo praticamente. Allora, vediamo un attimo come siamo messi. Abbiamo 55.000 euro, 1.000 simiolon, 5.008 all'ora e 5.000 di popolazione. Ok, vabbè, non siamo messi malissimo. Abbiamo un po' di problemi con gli incendi e basta, ecco, gli incendi sono un po' un problema. Boh, allora adesso devo costruire un altro magazzino commerciale per il petrolio. Per il petrolio, perché qua siamo pieni di petrolio, sinceramente voglio sfruttare questa risorsa. Anche perché, raga, dopo la mia città si focalizza sul turismo, quindi dopo devo costruire Torre di Pisa, quelle stronzate là. Con Eddie ci siamo messi d'accordo che nei miei video parlo di più io e nei suoi video parla di più lui, perché sennò ci mettiamo insieme le voci e non capiamo un cazzo. Certo. Boh, perfetto. La sovrapposizione delle voci ovviamente è uno dei problemi principali, quindi sì, un po' di ingiustrare meglio la situazione. Bravissimo Eddie. Boh, ora facciamo sto coso commerciale qua, così siamo tranquilli, perché il petrolio è importante, ce n'è tantissimo in sta città, in sta regione. Veramente una cosa schifosa. Ok. Chiaramente siete in tanti qua a Eldorado, ragazzi. Una cosa. Dimmi, vecchio mio. Ti devo chiedere una cosa, Marco, siccome adesso sto migliorando un pochino l'estrazione di minerali, Sì. ho dovuto demolire la mia clinica, quindi vorrei per adesso, anche se puoi, qualche ambulanza in più, ok? Vabbè, adesso vedo, non mi ricordo quante ne ho, ma ti do subito. Aspetta un attimo che sto sistemando qua il petrol. Boh, posto, ciao, finito. Perfetto, appena Okay. puoi. Sì. Qua ci sono tantissime città anche, ragazzi, veramente. Bari corre in soccorso, bella Fioi, c'è anche Bari. Anche Padova ho visto, mi sembra. Cioè Padova e Venezia, ragazzi, non ci credo. Un saluto intanto a tutti quelli che sono nelle nostre città, qua nella nostra regione. Buon Beh, certo. tutto Visto che si sta ingrandendo davvero tanto, sì, veramente. stiamo crescendo. È proprio obesa, sì. Allora, vediamo un attimo qua. Allora, clinica, come siamo messi? Dov'è la mia clinica? Oddio, ragazzi, non ce l'ho neanche la clinica, no, Fio, ma stiamo scherzando. Fio, non mi ricordo più niente, sono andato. Fio, non ho la clinica. Cioè, non mi sembra. No, io l'ho posizionata di nuovo adesso. Sono ritornato con un'ambulanza. Ora c'ho la polizia. Niente. Non ho veramente un cazzo. Polizia, niente. Clinica, niente. Pompieri. Poi non ho i servizi, porca miseria. Vediamo nella nostra regione chi è che ha più banchi, qual è la patria dell'istruzione. Mi sa che Bari, la città che abbiamo a nord, è la patria proprio dell'istruzione. Sì, Bari. Anche questa bella cittadina. Mamma mia. Bari domina, Bari domina. Sì, però il Comendone veramente non si ricorda più un cavolo. Cioè, vedi, siamo stati troppo senza giocare, Eddie. È colpa tua, basta, è ufficiale. È colpa mia. È colpa di Gio. Allora, boh. Petrolio finito. Allora, il petrolio abbiamo sistemato. Adesso chiaramente dobbiamo capire qua cosa fare, perché neanche la discarica non c'è. Allora, veramente non ho fatto niente, ragazzi. Maledizione. Ho la città. Ah no, la discarica ce l'ho. Piena di criminali. La discarica ce l'ho. Vediamo un attimo. Vedi. Pompieri no, non ho niente. Tu cos'è che hai fatto come servizi? Io per adesso ho messo nuovamente la clinica. Sì. Per adesso basta. È una stazione dei pompieri. Per quanto riguarda la polizia ancora non ho niente. Infatti ho 3 criminali in giro per la città che si divertono. Ok. Vabbè ragazzi, allora qua il petrolio è sistemato col magazzino e con le pompe. Adesso chiaramente beh, intanto voglio un po' più di gente, perché comunque siamo in pochi ancora. Quindi andiamo di abitazioni. Vai. E vai. Chiaramente ragazzi l'obiettivo è
È il turismo, la cultura, quindi devo costruire monumenti. E appena ho i soldi, subito, raga. Chiaramente non è semplice all'inizio perché ho appena cominciato con il petrolio, altre risorse non ce ne sono, quindi... Ecco ragazzi, se volete, come avete fatto anche nella campagna in single, potete regalarmi dei soldi, io li accetto volentieri ragazzi, non mi fanno schifo, se mi regalate... Guarda, cioè, se mi regalate un po' di soldi io veramente me la godo, vabbè. Buono. C'è tanta richiesta industriale. Vediamo qua se sono edifici abbandonati. Sì, cazzo. Due, allora, vediamo quali. Era questo. Ah, edificio in fiamme, è chiaro. Qua ragazzi, i pompieri. Però mi ricordavo di aver fatto la clinica, cazzo. Sai che forse non ha salvato? Perché pareva di aver fatto la clinica, Come? Vabbè, la clinica mi pareva sinceramente di averla costruita. Ma forse è nascosta da qualche parte e non riesci a vederla. Guarda sì, meglio. può anche essere. Sono famoso per queste cose, però non mi sembra. Beh, i pompieri devo fare per forza, però i pompieri sì, perché ho troppi problemi. Io ho un calo di acqua per adesso, maledizione, anche se questa è una zona completamente piena di questa materia. Perfetto, sto Allora, recuperando per quanto riguarda l'acqua. Ora ce lo buttiamo di qua. Vai di pompa. Ok, pompieri andati, mettiamo questo e mettiamo almeno una per velocizzare il tutto. Perfetto, a posto, pompieri fatto. 6.300 abitanti, non male. Ragazzi, devo un po' riprendere la mano proprio perché dopo era 2 settimane e mezzo che non gioco a SimCity e veramente, cioè, sono un po' arrugginito, sono sincero. Allora, problemi di energia 0,7 poco. Mettiamo un'altra turbina. Vai di turbina. Ok, sistemato anche questo. Adesso devo un attimo aspettare, cioè, devo accumulare soldini. Scusate ragazzi se bevo un succhetto di frutta, però sono appena andato dal lavoro e con i problemi del dente del giudizio sono veramente rimbambito, cioè posso mangiare solo gelati e stracchino, cioè proprio un cazzo praticamente. Sì, sì, guarda, lascia perdere Gio, un disastro. Un disastro. Che schifo, Dio mio. Boh, qua io sono... Sto potenziando qualche parco. Bravo, sì, adesso anch'io ho bisogno di parchi. Però adesso chiaramente devo accumulare soldi perché... voglio costruire il primo monumento il prima possibile. Cioè, almeno la torre di Pisa ci deve essere subito. Cioè, non esiste, io voglio la torre di Pisa. Ok, parchetto. Sono riuscito a notare finalmente che nella mia città c'era un po' di petrolio proprio nell'angolo. Me l'hanno fatto notare in tanti. Adesso proverò a sfruttarlo. Soprattutto per l'energia elettrica. Allora. E bravo Eddie. Ok, anche il parco è andato. Mi mancava la canzoncina di SimCity. Bella, era? Sì. Adesso qua, ok, delle case stanno migliorando. Sono residenze. Mancanza di energia, perché? Ah no. Ok, a posto, 9,7. Bene, un po' di pazienza, arriva tutto. Qua però sento che ho 6 giga in meno, Eddie. Porca puttanona. Vero? Sì, perché con Fraps mi dà qualche problemino, però pazienza, ragazzi. Adesso appena arrivano i moni mi compro 18 giga di RAM e vaffanculo tutto, sinceramente, sì. Però adesso purtroppo ho altre spese e non posso assolutamente... Io ne ho 8 giga, sto andando per adesso alla grande. Bene, bravo. Allora, qua il magazzino ancora vuoto. Qua quanti ce ne sono di camioncini? Vediamo. Poca roba, non va bene. 2, 3 e 4. Buon, sistemato. Adesso a livello di petrolio siamo a posto.
Perché non vanno le pompe? Attenzione. Ah, magazzino pieno. Ecco, adesso torna a funzionare. Perfetto. Bravo Comendone. Io sto guadagnando parecchio anche con l'esportazione dei minerali. Al più presto Bravo. vedrò di costruire la fonderia. Io ho fatto con l'ospedale perché ho 15 morti al giorno. Cioè, veramente ho una situazione. Ho una situazione disperata, fia, veramente. Quanti morti al giorno? 15? Sì, non va proprio benissimo. Mamma mia. Aspetta un attimo, mi sa che ti invio qualcosa. Io ho 2 ambulanze in città. Vediamo, magari te ne invio una. Grazie. Ok. Perché veramente Allora, lei è un più presto dobbiamo disastro. fare un ospedale perché così. Inviata. Perfetto. Bravo, grazie Eddie. Se tu hai bisogno di qualcosa, io purtroppo non ho tantissimo in questo momento, però ci sono, insomma. Non preoccuparti. Ho dei problemi con la spazzatura, ma vedo che già tu mi stai aiutando, stai facendo qualcosa, vedi 2 camioncini in città che Boh. continuano a girovagare per le strade a raccogliere. Bene, bene, perfetto. Però, sbaglio Eddie o c'è gente collegata adesso? Bari, Serpentopoli, Nighttown. No, per adesso no, non c'è nessuno collegato. Ah, ok. Ci siamo solo noi per adesso. Ah, vabbè, ora vaneggio comendiano, a posto. Qua sto pensando a cosa fare. Perché ho un dubbio se. Tanto vabbè, cerchiamo di migliorare un po' la parte industriale. Guarda che palle sto lag, io non sopporto il lag, un po' di lag, che fastidio. Allora, vai. Però questa città di Bari sta andando proprio alla grande, è una metropoli, mamma mia, ci sta aiutando in maniera proprio Complimenti, considerevole. complimenti, veramente, complimenti al talento di Ho Bari. tanti studenti che proprio si recano in questa città per educarsi proprio in una maniera fantastica. È un grande sto qua, grande. Buono, perfetto, beh, dai. È importante. Boh. Devo vedere un po' come sfruttare questo petrolio qui. È difficile costruire una strada Sfrutta, qua sull'acqua, sfrutta, Eddie, maledizione. sfrutta. Vai, sfruttiamo sto territorio. Ai ai Ho ai. preso una zona un pochino strana perché c'è il fiume che mi aiuta Ho tantissimo visto! con l'acqua perché Ho ho visto! tantissime risorse. Potrei andare anche sul nucleare per quanto riguarda l'energia. Però per adesso, visto che non ho tanti cittadini istruiti, dovrò prima puntare sul petrolio come energia. No, no, sì, hai fatto bene. Hai ragione. Io invece che adesso, ragazzi, scusate, sono in un momento un attimo di stallo perché voglio accumulare un po' di soldi. Quindi ho fatto le pompieri, ospedale, qualche industria in più. Ho migliorato la situazione del petrolio con le pompe e i magazzini. E sono un attimo tranquillo adesso. Cioè, non ho tante cose da fare in questo momento. Sinceramente. Qua il magazzino va bene, sì, purtroppo, ecco, forse la polizia, ecco, però mi secca, cazzo, fare anche la polizia, soldi da spendere. Però, no, ragazzi, ho bisogno, per forza, anche della polizia, perché ho 12 crimini al giorno, ragazzi, cioè. Madonna, veramente una città presa con le bombe, però il Comendone è pronto, no problem, ragazzi, il Comendone è pronto a distruggere tutti, fai. Sono pronto a creare la città più incredibile del pianeta. Ah, Dio mio. Ho fatto finalmente il ponte che unisce la mia città con il piccolo promontorio che c'è davanti a me. Mamma mia, guarda, è uscito un ponte che mi è costato $15.000, però ne balsa la pena. Ammazza, che sboccio, Eddie, non vado a spese, eh? Attenzione. Grande. Ma sappiamo, Eddie è il super pro gamer, fioi. Certo. No, ma infatti io sempre dico così perché se dopo faccio figure di merda, almeno mi sono coperte, capito? Tanto Eddie è forte. Certo. Ciao, scusi, ma sono furbo, no? L'asso nella manica. Oddio mio. Allora, vediamo un po' di usare sto petrolio. È che proprio sto petrolio mi è capitato in una zona bruttissima, maledizione. Ma infatti questa è una cosa che mi sta un po' sulle balle, il fatto che a volte il petrolio ti limita un po' con la costruzione di case, robe, perché è messo un po' alla cazzo, sinceramente. Quindi concordo, anche a me certe volte dà fastidio. Vediamo un po' qui, perfetto. Ma tu di solito, Eddie, tieni le velocità al massimo, al minimo, media? Come la tieni la velocità di gioco, te?
Dipende da quello che devo fare. Se devo guadagnare un po' di soldi, allora Vai veloce. sì, la tengo al massimo. Se devo costruire, devo perdere un po' di tempo, allora no, perché devo essere preciso, quindi... Certo, sì, sì, dai. Normale. Adesso qua devo costruire la stazione qua, quindi qua devo buttare giù qualche negozio commerciale perché devo costruire la stazione. Vabbè, questo la faccio dopo, però adesso non è fondamentale. Vabbè, costruiamo altre casette intanto. Qua c'è poco da fare. Ok, vai di casetta. 1 e una 2, perfetto. Boh. Beh, 5007 a turno mi sembra positivo, dai. Sì, allora, dai. Sono contento. 6800 in salita la popolazione. Tutto bene. Ok, Venezia domina. Venezia domina. Pensa oggi, Eddie, oggi devo andare a giocare a calcio praticamente Sì. con una guancia obesa, Dio santo, e gonfia così, però voglio andare lo stesso. Immagino. Poi non ce la faccio, non resisto. Certo. Ragazzi, non resisto. Cioè, sono un deficiente, lo ammetto, però non ce la faccio. Cioè, anche 10 minuti, ma devo giocare. Anche perché non posso perdere la mia media realizzativa, hai capito? Cioè, ho una media di 2 gol a partita. Importa? No, attaccante. Ma... Hai capito? Cioè, non posso deludere i miei fans. Cioè, devo andare là a giocare. Grande Ronaldo. No, veneziano. Io sono più, non so se è presente un Luca Toni. Io sono il Luca Toni della situazione. Sono il Luca Toni. Madonna, io non lo seguo tanto il calcio. Lo so. Vabbè, anche Eddie è una pecca, dai. Oh, Dio mio. Dai, 80.000. Questo dannato ponte. 80.000 euro, che bello, che bello. Adesso appena i soldi. La torre di Pisa quanto costa, fioi? Cultura. 280.000. Beh, dai, non sono lontanissimo. Bella, bella, vai che si gode. Si gode. Il servizio antincendio è lento. Va bene, dai, te ne metto un altro proprio perché te voglio bene. Eccolo qua. Toh. Boh. Qua il petrolio, appena non riesco arrivo a fare il ponte, maledizione. Appena arrivo a 6.000. Ma lo sappiamo, il ponte sullo stretto è un problema, lo sai, Eddie. È così, Eddie. È così, lo sappiamo, Eddie. Non ci riesco, dura. L'ambulanza di School Island corre in soccorso. Bella. Hai visto? Però ragazzi, ho problemi di traffico. Devo cominciare a pensare a un servizio di trasporti. Sì, purtroppo sì. Madonna, quanti soldi però da spendere, ragazzi. Mamma mia, che palle, oh. Che palle. Allora, lo mettiamo qua. Merda. Devo mettere le fermate adesso. Niente, non riesco a unire le due estremità. Vai. Comunque devo sistemare un po' il discorso lag. Non capisco se magari ho sbagliato io qualche impostazione, perché... Però ogni tanto mi dà problemi quando mi sposto in velocità, Porca miseria. Vero? Un pochino, non so il perché. Guarda, non so, me per adesso va tutto liscio. Ma no, probabilmente ho cambiato qualche settaggio quando ho spostato le RAM, ho levato quelle da 6 giga, quelle difettose, tutto, ho fatto dei cambiamenti e probabilmente è per quello, mi sono dimenticato di modificare. Va bene, dai, non è un problema comunque, no problem. Speriamo. Sì, no, non preoccuparti, no. Al massimo, insomma, chi guarda il video vomiterà un po'. Come? Nel vedere il lag. No, ma non penso che lagherà così tanto, perché alla fine 6 giga di RAM sono sempre 6 Sì, giga. sì, scusate ragazzi, ma è antibiotico. Poi SimCity non è che ha bisogno di una grande... No, lo so, ma sono gli antibiotici. l'hardware. Mi hanno un po' rincoglionito gli antibiotici, Eddie.
Ah, Oddio. 10.000 abitanti, e vai, e vai. Ok, adesso possiamo vendere il petrol. Bella, bella. Esporta. Esporta. Esporta, benissimo. Adesso arrivano tanti bei soldini, ragazzi. E abbiamo già 95.000 euro, bene, bene. A livello economico sono proprio contento. Dal punto di vista logistico e di ordine, insomma sì, diciamo che non è la città più ordinata del mondo, ma noi ce ne sbattiamo le balle. Allora, no, non possiamo fare un cacchius. Casa del sindaco, vai di casetta. Boh. Arriva anche la casetta del sindaco. 133.000 euro, fio. Il petrolio va alla grandissima. 142.000. Si gode. Le acque reflue hanno problemi. anche io ho posizionato la postazione per il petrolio, i pozzi petroliferi. Però non riesco proprio a collegare questi pozzi con la mia città. Perché Sì. proprio questo fiume non mi permette di costruire il ponte, maledizione. È una bella sfiga. In nessun modo, c'è troppa pendenza. Cioè, è inutilizzabile la zona dall'altra parte. Che sfiga. Mannaggia. Cioè, no, ma non posso costruirlo. Sì, sì, certo, C'è capito. una zona che me lo fa fare. Purtroppo, energia. Meno 4 di energia, fioi. Ma possiamo prendere qualcuno? Sì, Bari. Madonna, Bari, veramente. Comprala da me, dai. Aiutami. Ma hai troppo poco, Cacchius. Hai troppo poco. Quanto ho? 0,2. Vabbè, ancora sono con l'energia eolica. Eddie. È che devo fare, ancora ho iniziato adesso. Tra poco inizierò con il petrolio a bruciarlo e a Boh, farlo diventare perfetto. energia. Bravissimo. Molto bene. Allora. Aspetta, no, no, ragazzi, momento fondamentale. Eddie, mi devi fare un regalo. Visto che siamo sul mio canale. Soldi non ne ho, eh? No, tranquillo. Tranquillo, mi devi fare un regalo. Visto che siamo sul mio canale, mi devi dire all'interno di. Me lo devi dire all'interno di. No, non te lo dico. No, che cattivo. No, sei un bastardo. Sei un bastardo, è ufficiale. Ah, maledetto. Ma è la tua frase celebre. È la frase di Eddie, Fei. È la frase del super Eddie. Frase c'è. Oh, Eddie. Massima. 275.000 euro, fioi. Il Cumendone vola. Il Cumendone vola. Il Cumendone vola. Ho costruito il ponte. Ah, finalmente. Io invece vado di Torre di Pisa, fioi. Prima grande opera, fioi. Ah, dobbiamo scegliere anche che grande opera edificare. Dobbiamo parlare anche con gli altri. Ah, giusto. Giusto. Con quelli che abitano ovviamente vicino a noi. Per scegliere la grande opera che più fa al caso nostro, va? Giusto, hai ragione, bravo Eddie. Vai! Torre di Pisa, primo monumento, ragazzi. La mia città deve essere meravigliosa. Meravigliosa. Ok. Boh. È costato tantino, però, ragazzi, la Torre di Pisa te la godi, cioè. Certo che Eddie, la Torre di Pisa a Venezia è un po' strano, però vabbè, insomma, lì. Infatti, Licenza poetica, dai, licenza poetica comendiana. Ok, 10.000. Beh, no, comunque sono contento, a livello economico va alla grande. Sono soddisfatto. Io sto costruendo ora le altre industrie. Ah, adesso 6 problemi per quanto riguarda la depurazione delle acque. Ho appena posizionato un dipartimento per la depurazione delle acque. Quindi, da questo punto di vista non ci sono problemi. Perfetto.